Vi voglio leggere una poesia preghiera di un personaggio che ha dell'incredibile e che si chiamava Kirk Kilgour. Qualcuno di voi forse lo conosce. Nato a Los Angeles nel 1947, è stato un grande atleta della nazionale USA di pallavolo che venne a giocare nella Serie A italiana del 1973. Con la squadra della Riccia Volley Club. Con il team romano conquistò un secondo posto nel 73-74 e lo scudetto nella stagione successiva. Ecco, non è propriamente un cantautore, colui di cui vi sto parlando. E lo scudetto nella stagione successiva, prima di subire il terribile incidente che mise fine alla sua carriera di pallavolista, segnandone profondamente il resto della vita. Era l'8 gennaio del 76, a Roma, mentre come assistant coach allenatore della nazionale italiana, bello in inglese, svolgeva un banale esercizio di riscaldamento, Kirk subì la lussazione della quinta vertebra cervicale, eccetera, eccetera, con conseguente lesione al midollo spinale e quindi totale paralisi di tutti e quattro gli altri. Da quel giorno Kilgour ha vissuto con un grandissimo coraggio e forza d'animo su una sedia a rotelle, adattata alle sue particolari esigenze, grazie alla quale è riuscito anche a svolgere varie attività, da commentatore sportivo a scrittore ad analista del volley. Kirk ci ha lasciato il 10 luglio 2002 a seguito delle complicanze di polmonite, eccetera. Lo spirito di Kilgour ha trovato certamente la sua massima espressione nella preghiera che lui stesso ha scritto, la testimonianza più vera dell'anima di un uomo straordinario, vero campione nello sport e della vita. Io ho tutte le volte i brividi quando leggo questa poesia preghiera. Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Caspita. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato, mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io. Non c'è nessun intento di tipo catechetico da parte mia, ecco, cioè è una riflessione, anche perché una persona può arrivare a dire queste cose che quindi denotano una grande capacità di cambiamento, no? Di accettazione, di cambiamento. Non c'entra niente la fede religiosa in questo senso. Certo, ce n'è tanta, ma voglio dire che questa è una virtù, può essere una virtù di tutti, laici, religiosi, credenti, non credenti. Ecco, la capacità, con un grande lavoro, perché questa cosa non si pensa dalla sera alla mattina, no? Ecco, cioè è frutto di anni anche di sofferenza, soprattutto di sofferenza, ecco, il cambiamento che poi dà questo, a me, non so, comunica un gran senso di leggerezza e di serenità, di coraggio. Io non ho paura di quello che non so spiegare, di quello che ci cambierà. Io osservo, per scendere un po' più sul piano anche della quotidianità della nostra vita e anche della cronaca, che se fate caso insieme a me, come quelle realtà che oggi soffrono di più nella nostra società, per esempio, sono proprio quelle che non riescono a cambiare. Me ne vengono in mente due, ecco, e non scendo troppo nello specifico, due realtà molto importanti: la politica e le istituzioni e la scuola, per esempio. Mentre il mondo intorno corre veloce, per esempio queste prime realtà che mi vengono in mente fanno fatica.
E guarda caso, proprio in questa incapacità del cambiamento, dello stare al passo, si sclerotizzano tutte, c'è una grande quantità di sofferenza sociale, civile, culturale. Il mio compito, di quelli che ancora, non so, forse per un po' di vanità e nello stesso tempo per un senso di responsabilità, quelli che ancora si sentono di voler far parte di una categoria in via di estinzione, cioè gli intellettuali, il mio compito sento è questo, che è questo, quello di fare un po' il guardiano del faro, no? Quindi di rompere le scatole su queste cose e di lanciare, più che degli strali, delle offese, delle provocazioni, come spesso se ne sente, con molta aggressività. Ecco, io sento che il mio stile è un altro, è quello della riflessione, che appartiene alla categoria appunto degli autori, perché no, anche dei poeti. Una canzone che ho composto ormai quasi una decina di anni fa e che si intitola Fuori tema. Ha una storia molto bizzarra e anche qui mi fa molto pensare su questo tema del cambiamento, dello stare fuori dalle righe anche su schemi appunto fuori tema, non sempre allineati con un qualsivoglia sistema che ci vorrebbe belli composti. E vi racconto con qualche aneddoto la storia che ne ha portato alla composizione. Ecco, 20 anni fa mi trovavo in una sala dell'Università di Genova, precisamente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, a sostenere un esame, il tema di italiano scritto, no? Presento questo tema al professore, orgogliosissimo. Qualche settimana dopo mi viene consegnato il risultato dello scritto e io ci rimasi malissimo perché presi niente proprio di meno che 5 al 6. 5 al 6 il voto, giudizio. Un testo indubbiamente ben scritto che denota un grande amore per la poesia. Punto. Punto. Purtroppo, virgola, però, virgola, del tutto fuori tema. A me questa cosa è rimasta talmente lì, come dire, mi sembrava di aver scritto il testo del secolo, no? E invece ho preso 5 a 6. Allora ho cominciato, dentro di me questa cosa ha cominciato a decantare. 13 anni dopo, una decina d'anni dopo, 2004-2005, scrissi questo testo, questa canzone, che guarda caso racconta di tutta una serie di episodi della mia e altrui vita, che molto spesso osservo, di come tantissime volte, andando fuori tema, succedono delle cose bellissime. Facciamo delle esperienze fondamentali per la vita. Anzi, tante volte sono quelle determinanti. Ecco il cambiamento. Ecco, saper stare lì sopra, in quella zona, lo sentirete dire cantare nella canzone, che non è né asfalto né battistrada, non è né la ruota né la strada, ma sapendo stare lì in mezzo troviamo davvero il senso della nostra vita e vediamo le cose belle. Ho sentito anche stasera mormorare alla televisione la stessa vecchia fiaba che non c'è mai stata un'epoca o un secolo peggiore. E allora sono uscito a fare quel che non consigliano, che non gradiscono. 4 passi silenziosi nella notte, da straniero, da clandestino. E ho visto il cuore ferito del mondo, l'intermittenza della vita e quelle 1000 cose inutili che abbiamo addosso, nella mente e negli armadi. Ma ho visto molto, molto di più, molto più che pugnali e gioielli. Soltanto un dubbio, lor signori. La vostra idea di cielo contempla ancora il temporale. E se c'è terraferma, dopo tanto navigare, è ancora ammesso, sbagliando, l'amore.
per noi formiche fra le cicale, che abbiamo vite già viste, il nostro bene lo diciamo male. Siamo l'immensa schiera dei poeti fuori tema, l'asfalto sotto il vostro battistrada, e la polvere ricade, invisibile e tranquilla, dove hai lucidato ieri. La pioggia è sempre un po' più in alto delle previsioni e dei fattucchieri. Ma la vedete questa strada che svolta all'improvviso è sempre misterioso. Il profilo mattutino del mio amore, il profilo irregolare del suo viso. Ma se solo per un giorno la provassimo a seguire, la linea d'orizzonte dietro gli svolgimenti, per voi sempre fuori tema, vedemmo molto ma molto di più, molto più che pugnali e gioielli. Io non vi metto in dubbio, lor signori, ma la vostra idea di cielo contempla ancora il temporale. E se c'è terraferma dopo tanto navigare, è ancora ammesso sbagliando l'amore. Per noi formiche fra le cicale, che abbiamo vite già scritte, il nostro bene lo diciamo male. Siamo l'immensa schiera dei poeti fuori tema, l'asfalto sotto il vostro battistrada, sul treno perso per Natale, nella pozzanghera sul viale, sul gradino rotto delle scale appena messe a nuovo, nel vino buono con l'aceto, nella vertigine del vuoto e nella grandine che cade sulle gemme che ho curato. Se il finale è già deciso, voglio stare fuori tema, né asfalto né battistrada, né asfalto né battistrada, né asfalto né battistrada. Grazie. Ho sentito anche stasera mormorare alla televisione la stessa vecchia fiaba che non c'è mai stata un'epoca o un secolo peggiore. A me sta cosa non è mai andata giù. Cioè che il fatto di sentire che noi viviamo sempre nel periodo peggiore possibile. Ecco, c'è qualcosa che non va, secondo me, in questa affermazione che sento molto spesso fare. E allora sono uscito a fare quello che non consigliano, che non gradiscono in tanti. 4 passi silenziosi nella notte da straniero, da clandestino. Avete mai provato? A uscire? No, ma non necessariamente di notte alle 2 di notte, è figurato, nel senso andare un po' a vedere con occhi diversi dai nostri quello che ci circonda. Ecco, questo intendevo. E ho visto, guardando così, il cuore ferito del mondo, l'intermittenza della vita. Mi ha sempre colpito quelle case sulla strada in prossimità di quei semafori che non si spengono mai. Io ci faccio sempre caso quando parlo, dico, ma questi come vivono? Con questa luce che lampeggia continuamente. Ecco, ci fanno l'abitudine, bravissima, no? È una metafora, un'altra che voglio fare, come dire, ci accorgiamo delle cose che vanno a intermittenza intorno a noi, che cambiano. E ho visto quelle 1000 cose inutili che abbiamo addosso, nella mente e negli armadi. Io ne ho una quantità di cose, bisogna tenere questo e quest'altro. Ma ho visto anche, in questo mondo là fuori, ho visto molto, molto di più che pugnali e gioielli. Cosa voglio dire?
molto più che guerre e ricchezza. Soltanto un dubbio, lor signori, questa forse è meglio che appunto ve la racconti, perché nella canzone non si capisce bene la punteggiatura, non ci sono ancora riuscito a far capire la punteggiatura cantando. Soltanto un dubbio, virgola, lor signori, la vostra idea di cielo contempla ancora il temporale. Il temporale è una di quelle parole e di quei luoghi comuni, letterari, poetici che adoro. Ancora di più mi piace burrasca, lo uso molto spesso nelle canzoni. Comunque il temporale, cioè l'imprevisto, la vostra idea di cielo, quando guardate il cielo così bello, azzurro, ma contemplate anche il fatto che ci possa essere del temporale, cioè il cambiamento. E se c'è terraferma dopo tanto navigare, è ancora ammesso per tutti noi, magari sbagliando, l'amore, che dà senso a tutto. Per noi ha senso, per noi formiche tra le cicale, che abbiamo vite già viste e il nostro bene lo diciamo male. Questo essere sempre un po' al di fuori. Non so se avete mai provato questa emozione che io provo molto spesso, quando non mi sento mai nelle categorie di persone che vengono fatte dai vari telegiornali, oppure, ecco, ma io non sono lì, sono qualcos'altro ancora. Ma non per il gusto di essere diverso a tutti i costi, ma perché davvero non mi sento di rientrare nelle statistiche, mi sento fuori tema. Siamo l'immensa schiera, ecco, se volete c'è posto, nell'immensa schiera dei poeti fuori tema, cioè di quelli che dicono delle cose belle secondo me, ma le dicono fuori tema, cioè al momento sbagliato, nel posto sbagliato, con le persone sbagliate, ma non è possibile dire al momento giusto? Secondo me sì. Siamo l'asfalto sotto il vostro battistrada, molto spesso le persone così sono fragili, schiacciate, no? Allora poi la canzone dice: la polvere ricade invisibile e tranquilla dove hai lucidato ieri, che poi comunque va bene togliere la polvere, ci mancherebbe, però poi ricade, e la pioggia è sempre un po' più in alto delle previsioni e dei fattucchieri. Ma la vedete questa strada che svolta all'improvviso, che cambia? Provate a guardare la vostra vita se non è stata sempre così, cioè all'improvviso qualcosa che svolta, e se non sai stare bene sulla strada vai fuori, no? E invece sapendoci stare sulla strada, cambiamo con essa. Ecco, è sempre misterioso il prodigio mattutino del mio amore, vedere il profilo della persona che abbiamo accanto quando ci risvegliamo al mattino e nella sua unicità scoprire il prodigio della vita, della bellezza di vivere, no? Ah, se solo per un giorno provassimo a seguire questa linea d'orizzonte dietro gli svolgimenti che per qualcuno, gli svolgimenti del nostro tema, no? Che per qualcuno sono fuori tema. Ma no, ma è la mia vita, è fatta così, cambia. Vedremo molto molto di più che pugnali e gioielli. Io non vi metto in dubbio, lor signori, ma la vostra idea di cielo contempla ancora il temporale? È ancora ammesso l'amore per noi che siamo così formiche in mezzo alle cicale che cantano, che abbiamo vite già scritte? Quante volte io mi sono confrontato da compositore, da autore con questa cosa, no? Cioè, fare qualche cosa di nuovo, ma che fosse anche bello, che fosse vero. E tante volte, soprattutto nella società di oggi, mi cimento con cose già dette da qualcun altro. Ecco, mai arrendersi a questa cosa è la capacità di cambiare, perché nessuno potrà mai dire una cosa come posso provare a dirla io, no? E allora noi siamo proprio questo, l'immensa schiera dei poeti fuori tema, asfalto sotto il vostro battistrada. E allora poi racconto qui in fondo una serie di aneddoti anche molto simpatici che ho vissuto, di robe andate fuori strada, fuori tema, ma che però mi hanno dato il gusto della vita. Io ho perso un treno al pomeriggio di Natale, con un vestito nuovo camminavo sul viale, passato il pirla di turno che mi ha lavato con la macchina, e ho rotto con una martellata, ma non nel senso che ci ho tirato una martellata, mi è caduto un martello su un mattone, su una scalinata appena finita, e ho rotto il mattone. E ho aspettato tanto tempo per aprire una bottiglia regalata di vino con un amico, e quel vino era diventato aceto. E
Ho sognato tanto di arrampicarmi su un albero, perché è bello arrampicarsi sugli alberi quando ero ragazzino, per poi farmi venire paura quando ero in cima all'albero. E quante volte ho piantato delle cose su cui poi è caduta la grandine. Ecco, però se il finale è già deciso, ed è il mio saluto in questa arte del cambiamento che auguro a tutti, se il finale è già deciso, voglio stare fuori tema. Né asfalto né battistrada. Grazie.